programma Lens, come sapete, è un programma dove è coinvolto Veneto Agricoltura come uno dei principali partner, insieme ai due enti finanziatori, Purina di Nestlé per lo stabilimento di Portogruaro e il consorzio Prosecco DOC, tra cui anche altri partner, come vedete nello slide qua. Il programma è nato nel 2021, un po' come anno zero, con poche aziende e risorse finanziarie limitate. Nel 2022, nel 2023 ha avuto già 1,5 milioni di finanziamenti per una ventina di aziende. Quest'anno siamo riusciti stiamo finalizzando adesso i contratti con 57 aziende, con un valore di circa 3 milioni di euro, per misure sia di agronomia che di innovazione che di biodiversità, tutti nella direzione di rigenerare questo territorio e renderlo più sostenibile. Nel 2025 contiamo di avere possibilmente anche altri finanziatori, di mantenere come minimo lo stesso budget di quest'anno, che sono almeno 3 milioni di euro, e la novità sarà che costruiremo dei pacchetti insieme proprio con il Veneto Agricoltura, definendo dei pacchetti di base e con un impegno anche poliannuale da parte delle aziende per avere più garanzia di impatto delle misure che si vengono a finanziare.